Il mister sottolinea spesso quando nelle amichevoli, anche oggi, che ci manca sempre quel qualcosa negli ultimi metri di fronte alla porta. Secondo te che cos'è quel qualcosa che manca? Quello capiremo piano piano, insomma, diciamo che magari l'ultimo passaggio, l'ultima giocata in questo momento non ci sta avvenendo sempre, però diciamo che qualcosa oggi è venuto, perché non ricordo occasioni per il Dolomiti, noi invece 2 o 3 situazioni le abbiamo create e ci siamo aiutati tutti, abbiamo corso, abbiamo combattuto insieme, quindi penso che se una squadra doveva vincere al 90°, quella eravamo noi, e dopo i rigori sono una lotteria, purtroppo è andata come è andata e adesso ci concentreremo per il campionato. Alberto? Pensiamo a quanto poteva cambiare la traversa di impresa sull'economia della partita? Guarda, io dico sempre anche ai miei compagni quando iniziamo le partite che il calcio è fatto di episodi e se vai in vantaggio cambiano un po' tutti gli schemi, perché ovviamente se vai in vantaggio noi abbiamo una tranquillità diversa anche nella gestione della palla, loro devono fare qualcosa in più per cercare di pareggiarla e si possono aprire comunque spazi più importanti e magari si può fare il 2-0, ci si può difendere, tenere l'1-0 e quindi cambia molto secondo me. Beatrice? Quanto dispiace che questa, sconfitta e ai rigori un po' più diciamo che non è la competizione, ma non è proprio quello, diciamo che è la nostra prima partita ufficiale e ci tenevamo a fare bella figura e per come l'ho vista io secondo me abbiamo fatto una buona partita e siamo usciti a testa alta e poi dobbiamo farcene una ragione, perché purtroppo siamo usciti ai rigori e adesso dobbiamo lavorare ancora di più e prepararci per domenica. potrebbe ripetersi questo confronto dal punto di vista anche per la lotta alla promozione, come la vedi più in generale? Diciamo, penso proprio di sì, loro sono un'ottima squadra, sono una squadra che ha cambiato poco rispetto all'anno scorso, tanti erano quelli che avevano giocato l'anno scorso, secondo me 7/8, giocavano l'anno scorso, quindi partono un pochino più avvantaggiati su questa cosa, che si conoscono, hanno già tante partite insieme, perché comunque siamo una squadra nuova, però stiamo lavorando bene e sono convinto che possiamo far bene. Andrea, un'altra? Se la vuoi. Faccio io. Guardando il bicchiere mezzo pieno, avete più l'estrazione della colpa, quindi della domenica obiettivo comunque. Sì, se dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, sì, anche perché il girone è un girone tosto da comunque 20 squadre, ci sono tante partite, quindi sì, se guardiamo il lato positivo è quello. Per forza. Al di là di voi dei confronti, secondo te potrebbero esserci, diceva anche l'allenatore della formazione ospite che si chiaramente si parla di Treviso, si parla dei Dolomiti, però bisogna fare anche un po' attenzione alle squadre locali. Assolutamente. Si parla del Treviso perché comunque l'anno scorso ha giocato per vincere, il Dolomiti uguale, la squadra l'hanno fatta entrambe per far bene e stare davanti, ma sono altre squadre che hanno fatto ottime squadre per provare a vincere il campionato, quindi tutto dipenderà dalla continuità, soprattutto visto il campionato da 20 squadre, che ci sono tanti mercoledì e quindi domenica, mercoledì e domenica fa la differenza che fa quei 9 punti, quei 7 punti e dovremmo essere bravi in quello, secondo me. Dal punto di vista della preparazione, come ti senti? Come tutti gli altri campionati? Sì, abbiamo lavorato. No, abbiamo lavorato tantissimo, sicuramente le prime partite. Già oggi comunque giocare alle 7 è stato un po' diverso, qualche grado in meno c'era, infatti secondo me è venuta fuori una bella partita, abbiamo corso tanto. Se giocavi alle 3 probabilmente il ritmo sarebbe stato un po' più basso.
Noi penso che arriveremo pronti, e stiamo facendo le cose fatte bene e insomma siamo abbastanza fiduciosi. Il clima di spogliatoio nella squadra, Assolutamente, tutti i ragazzi molto bravi che si impegnano, che si aiutano, quindi questa cosa qua fa sicuramente la differenza e l'abbiamo visto anche nelle amichevoli dove ci siamo sempre aiutati, siamo sempre stati corti e anche oggi assolutamente, quindi è un ottimo gruppo, un ottimo gruppo. C'è anche il caldo, quanto li ha condizionati tutto questo caldo in quest'estate un po' calorosa? Dicevo tante volte, mi sembra che agosto abbia 50 giorni quest'anno, non finiva più, adesso anche oggi sembrava ancora agosto realmente, invece era il 1° settembre, quindi speriamo dai piano piano che le temperature si abbassino un po'.